È il più bell'inizio dell'anno possibile immaginabile. Sì, non vediamo l'ora di tornare a casa, anche perché è la terza bimba, quindi dobbiamo presentarla in famiglia. Ad aspettare Linda a casa la sorella Eva di 12 anni e il fratellino Thomas di 3, una famiglia numerosa, in controtendenza con i dati nazionali che registrano sempre più marcato il problema della denatalità. La bella notizia, in realtà, nel secondo giorno dell'anno arriva proprio dall'azienda universitaria ospedaliera di Padova, dove negli ultimi mesi l'aumento delle nascite fa ben sperare. Abbiamo 180 bambini in più rispetto allo scorso anno, il che fa sperare in un cambiamento di questo problema enorme che abbiamo in Italia, che è quello della denatalità. Un problema, quello dell'inverno demografico, sottolineato recentemente anche dal Presidente della Repubblica e dal Papa. Nel 1964 avevamo 1 milione di nati in Italia. L'anno scorso siamo arrivati a 404.000. Questo dato padovano fa pensare a un'inversione di questo trend. È chiaro che servono politiche per sostenere la mamma prima e dopo la nascita. Anche per questo a Padova hanno organizzato corsi multidisciplinari di preparazione al parto dedicati alle future mamme che con il passaparola hanno sicuramente contribuito al successo. E questa nuova collaborazione multidisciplinare ci rende anche molto completi, diciamo, e le donne e anche i loro partner questo lo percepiscono.